Io abito lì, proprio in quella via, ma non conoscevo quella famiglia. Certo, ognuno di noi ha uno stile di vita, il mio, insomma, vado a dormire a Povo del Grappa, ma certo ci passeggio col cane, ma la frettolosità di tutti non ci fa conoscere che cosa accade nella casa accanto. E anche quando una famiglia è particolarmente difficile, si fa fatica a tendere una mano, è quello che è accaduto in questa famiglia. Io dico alle donne, a tutte le donne, di avere il coraggio di chiedere aiuto, di parlare con qualcuno, di andare nel proprio comune, dall'assistente sociale, dal vicino di casa, da un'amica, di non chiudersi dentro. E dico a tutti coloro che hanno qualche percezione che non è farsi gli affari degli altri, ma è forse segnalare che c'è un problema. Le forze dell'ordine stanno facendo miracoli, ma hanno bisogno di essere aiutate da noi. Ma non stiamo in silenzio, e soprattutto chi si sente vessato, chi si sente più fragile, chi magari pensa di non riuscire da solo a uscirne o che tutto sia così normale, beh, non lo è. Non si può accettare né che si alzino le mani contro qualcuno né che si arrivi all'epilogo di un omicidio del genere.